Ben ritrovati con la seconda parte di Pianeta Veneto, un nuovo ospite. Qui abbiamo Enrico Zen, che è consigliere regionale del Comitato Regionale Veneto, ma soprattutto è ancora un fortissimo giocatore di tennis, vero Enrico? Fortissimo, oddio, stiamo cercando di rendere la discesa il meno ripida possibile. Fortissimo, mi sono difeso negli anni buoni, sì, questo sì. Senti, adesso tu hai un impegno come dirigente, allora quanto un giocatore che ha fatto attività internazionale come te può dare da dirigente al comitato? Può solo portare l'esperienza fatta all'interno di un consiglio che comunque è tutta gente competente e capace che lavora per portare nuove iniziative per migliorare sempre di più l'ambiente tennistico regionale. Diamo anche qualche consiglio, magari visto che proprio tu sei stato giocatore, a qualche ragazzo che dice adesso io voglio intraprendere l'attività internazionale ma non so da che parte girarmi, che cosa deve fare? Sicuramente deve avere un buon preparatore, un buon tecnico alle spalle che lo prepari per affrontare questo tipo di attività. Poi ci vuole molta dedizione, molta volontà, molto sacrificio, tutte quante cose che servono assolutamente per riuscire a emergere e andare avanti nel mondo del tennis. Chiediamo a Enrico quanto è importante avere talento, ma quanto è importante anche avere un istruttore, un preparatore atletico, un maestro che ti segua per diventare un giocatore di alto livello. Allora, avere il preparatore atletico e il tecnico che segue è molto importante perché ormai nel mondo del tennis prima bisogna essere atleti, poi bisogna essere tennisti. Durante i tornei è importante perché l'esperienza del tecnico ti aiuta a gestire meglio i tempi liberi, a gestire meglio le partite, così che l'esperienza del tecnico ti aiuti a gestire meglio questi match. Senti, e invece tu proprio a Vicenza nel tuo club hai questo centro periferico, da lì stanno uscendo nuovi talenti, hai visto qualcosa del materiale su cui lavorare e che vale la pena, insomma? Diciamo che questa iniziativa della federazione di fare questi centri periferici dislocati in tutta Italia è un'ottima iniziativa per mettere i ragazzini più giovani a confronto l'uno con l'altro e il farli giocare insieme di sicuro alza il livello delle loro prestazioni. Il vedere i talenti è difficile dirlo adesso perché io sono del parere che bisogna fare le cose giuste da quando si inizia a farli giocare fino a 16-17 anni, dopodiché di lì si traggono delle conclusioni. Essendo i centri periferici giocano ragazzi 11, 12, 13 anni, 14 anni anche. È difficile dare con certezza i valori a questi giocatori. Comunque mi sembra che l'iniziativa piaccia anche perché è un modo per i ragazzi di conoscersi, di giocare assieme, di lavorare assieme. Sicuramente l'iniziativa piace perché avendo un punto di mezzo all'interno della regione dove tutti i ragazzini, che siano di Verona, che siano di Venezia, che siano di Treviso, oppure addirittura della macro area, perché anche Trento e il Friuli Venezia Giulia è accorpato tutto in questo, comporta che tutti i migliori ragazzini di sicuro si confrontano sempre tra di loro al di fuori anche della competizione e dei tornei. Senti, adesso in Veneto ci sono stati tanti appuntamenti internazionali, veramente è stata un'annata ricca di appuntamenti, l'ultimo sarà dal 1° all'8 settembre 50.000 euro a Mestre, un torneo femminile, quello con montepremi più alto. Cosa pensi? Sono stati fatti abbastanza tornei, ce ne vorrebbero di più per movimentare il panorama tennistico della regione? Sono stati fatti bene, sufficienti? Cosa dici? Allora, diciamo che negli anni scorsi sicuramente c'erano più tornei, però purtroppo complice la crisi economica, questo ha comportato che il numero di tornei sia diminuito. Io sostengo che però la qualità dei tornei sia aumentata, vedendo anche qua il 15.000 euro più ospitalità di questo torneo di Este, una volta era partito anche lui come 10.000, adesso siamo arrivati a essere un 15.000 più ospitalità e questo comporta sicuramente un livello superiore di giocatori. Lo stesso torneo che hai detto tu che sarà il conclusivo della stagione in Veneto, che è il 50.000 dollari di Mestre, non era partito come 50.000, è arrivato a essere un 50.000. Molti altri tornei in Veneto, a Vicenza e anche quello di Padova, erano partiti come 10.000 dollari e anche quelli sono come 15.000.
Sicuramente è diminuito il numero di tornei, ma è aumentata la qualità. È più importante portare nei circoli un Open seconda categoria o un torneo internazionale di questo tipo? Dipende sempre dai dirigenti del circolo cosa vogliono vedere. Se vogliono vedere solo giocatori italiani, conosciuti anche a livello nazionale, con buona fama, con gli stessi soldi che spendono nel fare un torneo Future, possono fare un torneo Open vedendo tutti quanti questi giocatori, magari anche ex Davisman o che sia. Se vogliono vedere invece giovani di talento che magari tra qualche anno si vedranno in TV, non più tardi di poco tempo fa abbiamo visto qua Ungur, che poi l'abbiamo visto giocare sul centrale del Roland Garros una partita con Federer, o Tomic che è stato visto a Padova qualche anno fa, adesso sappiamo anche Cilic è stato visto, lo sappiamo. Per i dirigenti di circolo che vogliono vedere queste prime leve agli esordi devono organizzare questi tornei. Guarda, io ti dico che oltre ai $50.000 femminile sono tantissimi ancora gli appuntamenti da non perdere in Veneto. Solo le prossime 2 settimane c'è un Open maschile a CT Rovigo, la settimana successiva ce n'è uno al plebiscito Padova, maschile e femminile, all'Onigo in seconda categoria femminile, un Open maschile a Portogruaro, cioè ci sono veramente tanti avvenimenti, quindi io credo che ci sia stato fatto anche a livello dirigenziale di Comitato Veneto un buon lavoro, oltre che ovviamente i circoli che hanno dato disponibilità ad ospitali e i tanti volontari che lavorano in queste strutture. Allora, il 50.000 è l'ultimo appuntamento internazionale. A livello nazionale si va avanti fino a fine ottobre per il calendario del Comitato regionale Veneto. Da parte del Comitato si è sempre cercato di diluire tutti questi tornei durante l'arco di tutta la stagione. Non a caso inizio anno si cerca, soprattutto per i tornei di seconda, che non ci siano mai concomitanze in tutto il Veneto. Ce ne devono essere uno a settimana o al massimo 2, se però sono molto lontani tra loro. Tutta l'altra attività del Veneto si è sempre cercato di incentivarla, perché questo è il movimento sano del tennis. Enrico, io ti ringrazio, è sempre un piacere chiacchierare con te, perché insomma quando si sente parlare di tennis in maniera appropriata c'è sempre da imparare. Io vi ricordo che il nostro quarto ospite, che era Massimo Morelli, supervisor del torneo, è dovuto partire qualche ora fa per raggiungere un altro torneo, però abbiamo raccolto la sua intervista che noi vi mandiamo in onda subito dopo aver salutato e ringraziato di nuovo Enrico Zen. Parliamo un pochino tu sei un supervisor, è una carriera abbastanza lunga alle spalle, non per dirti che sei vecchio, questo, ma solo perché è una ricca esperienza. Allora, se uno volesse iniziare a fare questo tipo di percorso, cosa deve fare? Io ho iniziato nella maniera più tradizionale possibile, nel senso che a 20 anni, cioè ben 27 anni fa, ho iniziato a fare l'arbitro di sedia, cominciando dai corsi per arbitro nazionale della Federazione Italiana Tennis. Io sono di Milano, sono andato al mio comitato regionale, ho alzato il mio ditino, ho detto come si fa a diventare arbitro di sedia, e loro mi hanno gentilmente iscritto a questo corso nel lontano marzo del 1986. Ma tu sei anche un tennista, oltre che... Ma io ero un tennista molto amatoriale e anche molto scarso, devo essere sincero. Fatto il corso, dopodiché si trattava di essere buttati nella mischia, come si dice in gergo. Io, forse perché ero bravino, forse perché ero disponibile di tempo, ero giovane, avevo una buona conoscenza della lingua inglese, mi piaceva andare in giro, forse anche perché all'epoca comunque c'era più disponibilità, si cercava molto di più di quanto fosse adesso. Iniziai la stessa estate a fare prima qualche torneo a livello regionale, poi nazionale, e a fare le prime esperienze come arbitro cosiddetto addizionale, additional, in quelli che allora erano i tornei internazionali che si giocavano, cioè i tornei satelliti, che adesso non si giocano più, gli antesignani dei Future, come quello dove siamo questa settimana. Ma tu sei sempre in giro, quindi? Io sono in giro circa 6-7 mesi all'anno, ho un'altra attività collaterale, ma anche perché essenzialmente questa attività o si fa a tempo pieno o si fa insieme a un'altra attività collaterale in cui si è imprenditori o liberi professionisti. È impossibile una terza via, se non uno voglia fare come passione 2-3 settimane all'anno, allora è dipendente di un'azienda, 2-3 settimane all'anno
come hobby finché ce la fa, anche perché si tratta di bruciarsi tutte le ferie, voglio dire, io l'ho fatto per qualche anno, ci vuole veramente una grande passione. Quindi ci vuole passione, ci vuole tempo e anche le idee ben chiare, perché insomma se vuoi andare in giro... Un po' di competenze, le idee chiare, se uno ha un compagno o una compagna deve parlarne, perché comunque voglio dire si tratta di lasciare la propria metà parecchio tempo a casa da sola o da solo per le donne, perché fortunatamente abbiamo anche diverse donne sia come arbitri che come supervisor e che sono anche in aumento. E quali sono le cose belle e quelle brutte di fare supervisor? Ma guarda, allora, le cose belle secondo me intanto superano le cose brutte, perché siamo sinceri, per chi come me comunque ha lavorato come dipendente anche tanti anni in azienda non può non apprezzare una vita per 6 mesi all'anno all'aria aperta con persone che hanno 20, lavorando con persone che hanno 20-25 anni meno di me. Le cose belle sono incontrare nuova gente, ritornare come nel mio caso qui a S dopo 5-6 anni a rincontrare nuova gente, vedere il torneo che è cresciuto, vedere che si è ampliato, vedere che sono andati avanti, stare all'aria aperta, se uno ha un po' di curiosità approfittare nelle ore di libertà per andare in giro. Stamattina sono andato a Montagnana, non c'ero mai stato, bellissimo. Queste sono sicuramente le cose belle. Le cose brutte possono essere quando ad esempio non lo so, si prendono 2-3 giornate di brutto tempo, soprattutto in tornei abbastanza grossi, e allora diventa stancante perché se il numero dei campi non lo consente, se le partite sono lunghe, se l'organizzazione non è a un buon livello, allora rischi di passare tanto tempo nel circolo. Stiamo parlando di insomma, da mattina alle 9, alle 10 fino all'1, alle 2 di notte. E invece un episodio magari carino che ti è rimasto impresso in tutti questi anni? Ma io devo dire la verità, più che episodi carini ricordo con orgoglio l'aver visto De Viso proprio in diretta, aver avuto l'onore di partecipare a una Olimpiadi, a 3 Paralimpiadi, vedendo la cerimonia di apertura. Poi sì, episodi carini, ridicoli e anche divertenti ce ne sono, direi, parecchi, però ecco, più che quelli mi piace ricordare con orgoglio, insomma, vedere questi momenti. Sono stati momenti in cui uno, insomma, dice vabbè, ha una carriera che ha avuto un certo senso, perché andare a un'Olimpiade, a una Paralimpiadi non è una cosa da tutti i giorni. Ecco, abbiamo sentito dalle parole di Massimo Morelli quali sono le gioie e dolori di far parte di questo carrozzone internazionale del tennis. Chi volesse quindi intraprendere questa strada può seguire le parole del supervisor e informarsi presso il proprio comitato regionale. Per quanto riguarda invece Pianeta Veneto, questa puntata si conclude qui, abbiamo avuto degli ospiti interessanti anche questa volta. Io vi do appuntamento per la prossima puntata, ci saranno ospiti nuovi, sarà un'altra location. Chi volesse interagire con noi lo può fare attraverso il blog, mandateci pure le vostre domande, mandateci anche il materiale e gli appuntamenti del vostro circolo. Io vi ringrazio e vi aspetto la prossima volta. Grazie.